Margherita nacque in un piccolo villaggio chiamato Congleton, nel cuore verde del Cheshire. Fin da bambina sognava di fare qualcosa di grande, qualcosa che avrebbe lasciato un segno nel mondo. Era una giovane donna con un cuore gentile e un'anima piena di coraggio. Quando crebbe, si trasferì a Londra, dove trovò lavoro al servizio di una nobildonna. Margherita era felice, ma il suo spirito avventuroso cercava sempre nuove sfide. Un giorno sentì parlare di un prete coraggioso di nome Watson, rinchiuso nella prigione di Bridewell. Watson era un uomo che aveva vissuto 1000 avventure e ora era prigioniero per la sua fede e il suo coraggio. Margherita decise di aiutarlo. Ogni giorno camminava per le strade di Londra, portando cibo e conforto a Watson. Nonostante le difficoltà, non si arrese mai. Un giorno riuscì a convincere la moglie del carceriere a darle una corda. Margherita sperava che Watson potesse usarla per fuggire. Watson, con il cuore che batteva forte, salì sul tetto della prigione e iniziò a calarsi giù con la corda. Ma qualcosa andò storto. Cadde e si ferì gravemente. 2 barcaioli che aspettavano vicino al fiume lo trovarono e lo portarono in un luogo sicuro. Ma la corda, dimenticata nella fretta, tradì Margherita. Le guardie scoprirono la corda e risalirono a lei. Margherita venne arrestata insieme a Watson e ad altri coraggiosi. La sua bontà e il suo coraggio, che una volta avevano ispirato tanti, ora la portarono a un destino crudele. Nonostante tutto, Margherita non mostrò mai paura. Affrontò la prigione con la stessa determinazione con cui aveva vissuto la sua vita. Dopo molti anni, il ricordo del suo sacrificio e del suo coraggio non si spense. Le persone iniziarono a raccontare la sua storia, a parlare di quella giovane donna che aveva sfidato tutto per aiutare un amico. Le sue azioni non furono dimenticate e il suo spirito continuò a vivere nei cuori di chi la ricordava. Infine, Margherita fu riconosciuta per la sua santità. Il Papa la beatificò e poi la canonizzò, facendo di lei una delle poche donne martiri delle isole britanniche a essere celebrate come sante. La sua storia divenne una leggenda, un racconto di coraggio, amore e sacrificio. E così la giovane donna di Congleton, con il cuore gentile e l'anima coraggiosa, divenne un faro di speranza per tutti coloro che credono nella forza del bene. La sua vita ci insegna che anche nei momenti più bui c'è sempre spazio per la luce del coraggio e della bontà. Margherita rimane un esempio eterno di come una sola persona possa fare una grande differenza nel mondo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.